A Valdobbiadene è stato presentato il modello in scala della fontana di Endimione, simbolo legato alla storia della comunità. Beh, grazie all'Istituto Veronese Ragazzi e insegnanti e dirigenti per questo splendido dono che viene fatto alla comunità Valdobbiadene. Il fatto che sia qui proprio all'ingresso del municipio permetterà a chiunque di poterla osservare. E, beh, un aneddoto che insomma, mi piacerebbe che venisse un po' riscoperto e pubblicato, e quindi ho chiesto agli stessi ragazzi se avranno voglia di farlo. Riguarda proprio Fontana Endimione e questa ambiguità tra Endimione pastore e Diana cacciatrice, Diana raffigurata come stemma araldico del comune, Endimione della fontana che sembra avere le sembianze di Diana pur essendo un uomo, in questa ambiguità, diciamo, un rapporto di amore tra Endimione e Diana. C'è una fitta corrispondenza del 1929 tra il comune di Valdobbiadene e il Ministero dell'Interno nel riconoscere lo stemma araldico, prima richiesto come Diana cacciatrice, poi come Endimione pastore, poi Endimione cacciatore, ma tutto uno scambio di corrispondenza per determinare quello che forse volutamente era rimasto nell'ambiguità tra Diana e Endimione, che ancora oggi insomma è un'alea che crea interesse attorno alla fontana e attorno allo stemma araldico del comune. Quindi sarebbe bello, insieme agli storici locali, diciamo, recuperare questa storia che fa parte della nostra comunità. E quindi a maggior ragione grazie agli studenti e insegnanti che hanno voluto recuperare in maniera plastica, scultorea, questo simbolo per noi molto importante che fa parte della nostra storia e della nostra cultura. L'opera è frutto del lavoro congiunto di studenti, insegnanti e dirigenti dell'Istituto Veronese che hanno scelto di donarla al paese. Il liceo veronese già da tanti anni collabora con il comune di Valdobbiadene, sia per la fontana che oggi finalmente viene inaugurata dopo un percorso, diciamo così, di progettazione e poi di realizzazione della stessa. E nel frattempo però continuiamo la collaborazione, per esempio con il presepe, che ormai è arrivato a, a tante edizioni, insomma, e che continua per ogni anno, che viene sempre arricchito dai ragazzi, soprattutto dell'artistico, che quindi hanno modo non solo di imparare delle tecniche nuove, ma anche di realizzare qualcosa che poi viene effettivamente presentato al pubblico, e per loro è fondamentale questo tipo di percorso, non solo didattico, ma anche proprio poi di presentazione delle opere che vengono realizzate. Per cui insomma, l'amministrazione di Valdobbiadene da questo punto di vista è sempre stata molto sensibile e molto attenta alle esigenze della scuola e soprattutto degli studenti. Il modello si trova ora all'ingresso del municipio, dove resterà nei prossimi mesi per essere visto da tutti i cittadini. Sì, è stato un progetto di ampliamento dell'offerta formativa in collaborazione col comune di Valdobbiadene. I ragazzi dell'allora seconda H hanno, con grande passione, anche oltre il termine delle lezioni di giugno, continuato un lavoro che è durato complessivamente 3 mesi e mezzo e che li ha coinvolti anche nel saper applicare tecniche scultoree classiche come la formatura a perdere e capire esattamente cosa vuol dire far parte anche in maniera attiva delle bellezze del territorio trevigiano, in questo caso specifico di Valdobbiadene. I ragazzi sono, ripeto, rimasti entusiasti e finalmente oggi arriviamo a questo importantissimo momento di consegna all'unica città in cui quest'opera ovviamente poteva essere donata, che è Valdobbiadene, e quindi sono davvero contento che finalmente la città possa usufruire di quest'opera. Bene, oggi abbiamo consegnato la fontana storica, la fontana di piazza, la fontana che tanti valdobbiadenesi hanno negli occhi, hanno nel cuore, una fontana realizzata dal liceo artistico Angela Veronese di Montebelluna. Abbiamo avuto qui anche il preside, l'ingegner D'Ambroso, il sindaco, l'assessore alla cultura, il professor Luca Bonanno, scultore che all'epoca, ecco perché è un'opera del 2021,
all'epoca ha seguito i ragazzi, anche i ragazzi sono venuti, abbiamo fatto una bella festa e diciamo questo momento ha un significato importante, profondo. La scuola che entra nel territorio, la scuola che abbraccia il territorio e soprattutto la scuola che dà visibilità ai giovani, la scuola che apre le porte ai giovani. Questa è la nostra idea di scuola e questa è anche la nostra idea di società. E speriamo, ecco, che questi anche piccoli, diciamo, momenti servano a far capire che in questo paese, in questo stato così bello, ricco di arte, di bellezza, ci sia posto anche per tanti giovani che vogliono fare gli artisti.